Ma dai. Qualcuno va in aeroporto perché ha un incarico speciale segreto e deve aspettare un personaggio, ma altri due personaggi, anche loro devono aspettare dei personaggi e quindi pensano tutti di aspettare un personaggio diverso, ma alla fine pensano tutti che lo stesso personaggio siano tre. Detta così sembra complicata, ma non è. Diciamo che uno aspetta un magnate russo, l'altra aspetta uno spasimante russo anche lui e il terzo aspetta un consulente perché ha l'idea di mettere su un grande business in Friuli e tutti aspettano questo aereo da Mosca. Però in aeroporto invece c'è uno che sta facendo pratica con il russo perché ha fatto un concorso e deve imparare questo russo. E quindi tutti e tre loro, in tre momenti diversi, pensano che sia questo il loro che stanno aspettando. la persona che stanno aspettando. E da qui l'equivoco, che poi si rivelerà che questo non era, con un colpo di scena finale, naturalmente. Renato! Bellissimo lavoro. Ecco, poi quando ci siamo trovati in asilo e avevamo tutte e due le bambine che hanno la stessa età, abbiamo detto: perché mai i bambini devono fare lo spettacolo per i genitori? Perché non fanno i genitori lo spettacolo per i bambini? Quindi abbiamo messo i bambini da parte a fare gli spettacoli di fine anno così, e noi a Natale abbiamo fatto questi spettacoli che poi, siccome l'asilo era in difficoltà economiche, facevamo questi spettacoli anche per ricavarne un po' di soldi per comprare cancelleria, per comprare giochi, per comprare qualsiasi cosa le maestre avessero bisogno di comprare, e quindi univamo l'utile al dilettevole. Sì. Poi i bambini sono cresciuti, sono andati via dall'asilo, ma noi imperterrite siamo rimaste. Alla fine ci siamo creato un gruppo di persone con cui siamo amici da sempre. Andiamoci più. Triste sei di me, la parte che non sarà mai mia, non sarà mai, la notte è tanto solitaria ormai. Tutte su le note, tutte su, come non ci fossero su e giù, come fosse un'unica linea.
c'è stata una decina d'anni di fermo, perché tutti avevamo quell'età in cui hai tante cose da fare, non si riusciva a star dietro alle cose, e quindi c'è stato ma era un fermo non definitivo, e quindi poi abbiamo ripreso, e quando abbiamo ripreso covava sotto la adesso i figli erano grandi, potevi andare dove volevi, così. Poi noi facciamo gli spettacoli nel nostro territorio praticamente, non è che andiamo lontano, quindi la gente un po' ci conosce, quindi riceviamo anche affetto. Nella prima rappresentazione che abbiamo fatto c'erano diversi attori, ma poi doveva esserci un animale, un'oca in scena. Allora vai a cercarla un'oca, ma l'abbiamo trovata, non era proprio era un'ochetta, ecco, così. Solamente che mentre stavamo lì a fare quello che dovevamo fare, il pubblico, le cose, quest'oca ha cominciato a andare dappertutto. Invece di stare ferma, come noi le avevamo detto, di stare ferma nella cesta, da brava, invece lei ha cominciato ad andare via. Allora abbiamo detto: questa è un'oca selvaggia, fa quello che vuole. Allora quelli sono quelli dell'oca selvaggia, ecco. Sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 no. Qual è la tensione prima di una esibizione teatrale? La tensione? No. Tutto ok? Sì, Ok. tranquilli. Siamo tutti molto tranquilli. Ti presento per la commedia Janine, che è la mia amante, la moglie non lo sa ovviamente. E qui ti presento invece Nori, che è Dolores. Che non ci voleva venire, che ti sto che non voleva venire. la E qui abbiamo un titolare. assistente di scena. Quindi io metto Maria le smalto, Grazia. aspetta che io metto lo scopione. Sì, anche lo smalto da vendere a questa signora. Poi abbiamo la truccatrice Roberta. E poi abbiamo anche la Raffaella, che è un'altra assistente di scena e fa anche una piccola parte teatrale. È quella che chiude quasi Ed è la lo spettacolo. fondamentale È la nostra suggeritrice. giovincella. Appunto, soprattutto Giovincella. Il nostro comandante deve essere assolutamente Sarà perfetto. affascinante. E tutte le donne della commedia cadono ai suoi piedi, vero Giulio? E poi che sorpresone stasera, Giulio, che è arrivata la Giada per vederti. Dire il mio nome o devo dire il nome da attore? Io sono Paolino, detto Andrei. Andrei per chioschi, difatti sono appena andato a bere una birra perché ci sta sempre quella. Male non fa assolutamente. Ecco la nostra super E sono pronto a portare al mondo il nuovo russo. Io sono Daniela, sono Stella, la moglie di Andrei, lo massacro perché giustamente gli uomini bisogna sempre massacrarli, noi non sappiamo perché, ma loro sì, quindi li massacriamo. È il mio piccolo cameo che Ho capito. fa diventare il... Oh dai, troppo, taglia, troppo. Ecco, sono qui per una missione delicatissima. Piuttosto tu cosa ci fai qui? Ah, io sono qui per una missione delicatissima. E tu invece come mai sei qui in aeroporto? Ah, dicevi sempre Sì, io tu come qui mai? in aeroporto? Non pensavo di trovarti. Ecco sì, devi sapere che sono qui in aeroporto Sì. questa sera. Perché? 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 Perché?
Perché accompagno Mariucci. Ah, accompagna Mariucci. Accompagno Mariucci. E Mariucci cosa ci fa qui in aeroporto? Cosa faccio qua? Un segreto? Bene, dimmelo, dai. Cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio qui? In aeroporto? Aspetto un bambino. Tu aspetti un bambino? Sì, ma tu devi fare tu subito. Sì, continua a fare così, devi continuare a fare continuare, così. Sì, perché sennò... Ma la Bruna aspetta un bambino. Bruna, aspetti un bambino? Sì, ci mancherebbe solo che quello. Dai. Allora, cosa aspetti? Aspetta il tuo fidanzato. Il mio fidanzato? Sì. Ma cosa dici? Io sono innamorato follemente di Bruna. No. Aspetta. Guardala lì. Aspetti. Aspetta il fidanzato della Bruna. Oh, ma il fidanzato della Bruna. Sì. Bruna, ma che novità sono queste? Ma no. Ma non la vedi che è confusa? È il suo fidanzato. È vero, è il mio È il suo fidanzato. È mio. È il suo fidanzato? È il suo fidanzato. Quindi non è il tuo e non è neanche il mio. È il suo fidanzato. È mio. Ah. Perché noi scriviamo in base alle persone che abbiamo, la personalità. E questa no, neanche la tua non era. Io non mi scriverei mai una parte così. Perché? È perché non sono io, Però è perfetta per me. visto che noi non siamo professionisti, noi cerchiamo di scrivere col vostro carattere in modo che sia più facile da interpretare, giusto? Noi la maggior parte degli spettacoli che facciamo sono fatti per beneficenza. Ci vengono a cercare per dire, non so, c'è una serata, c'è bisogno di raccogliere soldi per una buona causa, noi siamo disponibili. È una cosa che non si trova facilmente. Noi siamo disponibili a fare lo spettacolo, l'importante è che paghino le spese vive, quelle che noi non. Ma noi facciamo, cantiamo, recitiamo gratis. Ecco, abbiamo messo anche la cosa delle offerte, se qualcuno dà le offerte certamente non ce le terremo. Ragazzi, complimenti sinceri di cuore e una buona serata da parte di tutti noi. Grazie. Comandante, manuale di pronto soccorso. Quello giusto? Dunque, vediamo un po'. Mi metto gli occhiali perché un po' di presbiotia. Se non si percepisce il polso carotideo, sarà questo qui dove va la mano lì sotto, Pronto, comandante, pronto, comandante? Ma non è arrivata la fibra ottica qua, San Giovanni. Pronto? Niente. Allora, chi non si sente? Oh, questo qua non si sveglia neanche morto. Se i soccorritori sono 2, è meglio. A chi chiamo qua io adesso? Soccorritore. Ah sì, la Mariucci. La Mariucci. 1, 2, 3. Mariucci! 1, 2, 3. Mariucci! Quella lì sarà sicuramente al bar. 1, 2, 3. Mariucci! Bruna! Quando serve non c'è mai.
Ma Bruna, cosa sta facendo? Mariucci non è come sembra. Il comandante ha bevuto un po' di succo di mirtillo e le colato come un pirus. E adesso dai, non stare lì impalata. Aiutami, dai. Chiudi il naso. No, il tuo, il suo. 1, 2, 3. Aspetta che... 1, 2, 3. Lo stiamo perdendo? No, vedrai che lo recuperiamo. 1, con le insufflazioni lo recuperiamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E dimmi che non vuoi morire. Controllo. Quindi non possiamo stare qui fino a domani mattina. Decido io, dai, avanti, tutti fuori. Andate a cambiarvi così perdiamo tutta questa gente qua. Lasciamo la gente così. Non c'è scritto, non c'è scritto. Dai, poche storie, su, andate a cambiarvi. Non c'è scritto, cosa facciamo? Dai, avanti. Comunque io voglio essere pagato, eh. Oh, se volete protestare, dovrebbe esserci qualcuno là, mi pare sì. Sì, ma proprio stasera che Ulisse mi portava in gondola. Dai, Bruno, ci manca anche la gondola, vai. Loro avrebbero anche ragione, ma sul palcoscenico può succedere questo ed altro. Comunque, io me la sentivo che i russi stasera non sarebbero arrivati, me la sentivo proprio, ma proprio me la sentivo. Dove sono? Me la sentivo, qua la borsa. Oh.